le canzoni, io tutte le volte, cioè le canzoni si fanno sempre nei momenti tristi, capite? Quando uno è allegro fa un pezzo come gli viene, lo monta facilmente, ma un pezzo serio viene sempre da una delusione, da un dolore, quando uno viene lasciato, lì è il momento migliore per comporre una canzone. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuti. Allora, oggi, caro Massimo, abbiamo un artista che ha avuto un paio di vite artistiche, cantautore prima, compositore dopo. Sto parlando di Nico Fidenco, quindi stiamo entrando proprio nella storia della canzone d'autore degli anni 60 e poi la trasformazione, l'evoluzione in compositore di colonne sonore. Caro Massimo, parlaci un po', un breve profilo di Nico Fidenco, insomma. Ecco, Nico Fidenco si può paragonare a Pino Donaggio, hanno avuto lo stesso iter artistico, prima cantautori, Sanremo, tante altre cose, tanti successi. Nico Fidenco ricordatissimo per Legata a un granello di sabbia, poi Come nasce un amore, Con te sulla spiaggia, ma tantissimi successi. Poi in realtà lui è stato uno di quelli che quando si è approcciato alla musica per film ha abbracciato tutti i generi, dal western alla commedia, al comico, al soft erotico, Ciclo Emanuele di Gio D'Amato, Aristide Massaccesi, ma ha lavorato veramente con tutti, anche gli Eurospy. Però poi si è dedicato a quella che era la sua passione più grande, quindi ha fatto pochissimi film in realtà per il cinema italiano. Poi è ritornato a fare le grandi tournée all'estero, famosissime in tutto il mondo. Quindi ci racconta in questa intervista che ho fatto prima della pandemia al grande Nico Fidenco, questo veterano della musica per immagini, presso il Stone Recording Studios di Marco Streccioni a Roma. Dove siamo già stati, no? Per i fratelli De Angelis, per Andrea Morricone, quindi è un caro amico Streccioni, sì. Sì. E infatti lui, vedrete Nico Fidenco seduto accanto al pianoforte, un mitico pianoforte di Luis Bagolov, con dietro una chitarra, perché sono i due strumenti suoi d'elezione con questa voce particolare, e ci racconterà veramente quello che è stata la storia non solo della musica per immagini, della musica, delle canzoni, degli evergreen di quell'epoca, ancora intramontabili, e la storia soprattutto del suo amore per il cinema, che non l'ha portato subito ad essere un compositore, ma forse altro, e quindi ci svelerà delle cose, degli aneddoti meravigliosi. Un'intervista incredibile per questi 50 anni di carriera che sono stati omaggiati dalla GDM in questo cofanetto meraviglioso, dove ci sono anche le sigle per la televisione, come Il mio amico Arnold, Sam il ragazzo del West, Don Chuck Castoro, e poi ci fu anche questo documentario bellissimo proprio sul ciclo Emanuel della Beat Records, con un'intervista a lui e a tutti i partecipanti, Gio D'Amato compreso, a questo ciclo famosissimo erotico. Ma che bello, guarda, sono curiosissimo perché stiamo parlando di un testimone di un periodo d'oro non solo del cinema ma anche della canzone. Allora sentiamoci Nico Fidenco. Come si è avvicinato al mondo della musica? È stato un colpo di fulmine o un'aspirazione lungamente desiderata? Dunque, io sono entrato nel mondo della musica per caso, perché io volevo fare il chirurgo, stavo cominciando a frequentare l'università medicina, perché la mia intenzione era fare il chirurgo. Se non che io ero appena arrivato dall'Africa, allora, perché io sono cresciuto la mia infanzia da 3 anni fino a 19, sono stato ad Asmara, perché mio padre lavorava per conto dello Stato, le strade dell'Eritrea, eccetera, e quindi io sono cresciuto in Africa. Perché quando sono venuto qui, siccome in Africa, vedendo i film americani, il mondo del cinema era una specie di allora un ragazzo che vedeva i film americani sembrava un sogno proprio. Infatti quando sono venuto a Roma, pur iscrivendomi a medicina, iscrivendomi per fare medicina, cioè, io così casualmente avevo letto un annuncio del centro sperimentale che faceva il concorso per registi, attori, eccetera. Allora io, così, una cosa di pazzia, perché non c'entrava niente che io lo facessi, feci una domanda, anche incitato da alcuni miei amici che l'avevano fatta anche loro, feci una domanda al centro sperimentale come attore, perché per farle come regista ci voleva una laurea che io non avevo.
Inaspettatamente dopo 10 giorni mi è arrivato un telegramma di convocazione dal centro sperimentale per fare l'esame. Io rimasi così, tanto è vero che non ci volevo andare. Ho comprato di corsa un libro sul cinema che non mi ricordo neanche quale fosse l'autore, che era famoso, e mi presentai al centro sperimentale che si trova di fronte a Cinecittà, sulla Tuscolana. E arrivai lì e la commissione degli esaminatori era fatta da Blasetti, Rossellini e da Tamberlani e poi un altro ancora che non mi ricordo. E io, tant'è vero che io volevo fare dietro fronte e andarmi, solo che alcuni ragazzi che erano lì insieme a me, ma no, andiamo, che tempo, la timidezza fa fare delle cose, perché io ero e sono ancora adesso timido, la timidezza fa fare delle cose che agli sfacciati non verrebbe mai in mente di fare. E io, vabbè, andiamo, ma che ne so io. Mi chiamano e che mi esamina Rossellini. Porca miseria, ragazzi, Rossellini, che allora era famoso. E io mi presentai davanti e lui mi fece alcune, dopo una persona di una dolcezza, di una gentilezza favolosa, e lui mi fece alcune domande sulla mia vita, cosa avevo studiato, eccetera, e dopodiché mi fece alcune domande sul cinema. Io, che non avevo studiato niente, mi venne che quindi non avevo paura di dire degli strafalcioni, appoggiato evidentemente da un angelo custode che mi aveva messo la mano nella spalla, mi venne un'ispirazione, sapendo che con chi avevo a che fare, cioè lui era un regista, un realista, cioè uno che faceva tutte le cose dal vero, insomma, no? Dissi: guardi dottore, io non ho studiato niente, volutamente non ho voluto studiare, perché voglio che se domani dovessi fare il regista vorrei fare delle cose che vengono fuori da me, non da cose ricevute da altri che dopo uno elabora, riffa alla fine le ributta fuori e non sono mai cose originali. E quindi se ci riesco, se non ci riesco dico pazienza. Lui dice: guardi, è una buona idea, perché io stesso per il 90% delle cose lo faccio, poi le faremo sapere. Io andai a casa, dopo 10 giorni telegramma: lei è stato ammesso ai corsi di recitazione. Sono corso lì immediatamente, rinunciando all'università e a medicina, perché lì c'era obbligo di frequenza, quindi dovevo stare lì tutto il giorno. Si arrivava la mattina, poi c'era la palestra, c'era di andare a cavallo, la scherma, c'era da fare un sacco di cose. E io mi feci un anno al centro sperimentale. C'era allora Cifariello insieme a me, c'era Marco Guglielmi, Giulio Paradisi, poi c'erano anche delle donne di cui però non ricordo il nome. E io feci un anno al centro sperimentale. Allora non c'era ancora l'abitudine di convocare nei set cinematografici gente del centro, cioè noi del centro venivamo quasi derisi quando ci presentavamo: che è uno del centro sperimentale. Allora io mi ricordo che al primo anno, siccome ho visto che non c'era uno sbocco facile, diciamo, non mi presentai al secondo anno, feci l'assistente alla regia di Il padrone sono Medi, adesso non mi ricordo come, e poi basta. Alla fine il cinema è finito così praticamente. Invece un mio amico partì per il militare e mi lasciò la sua chitarra, perché non poteva portarsela dietro, era una chitarraccia da pochi soldi. Io, che non avevo mai messo le mani su una chitarra, cominciai con un libretto a trovare gli accordi, a canticchiare canzoni di Modugno, canzoni molto facili, col giro alla francese, col giro di do, la minore, e feci alcune delle canzoni che mi venivano in mente. Venne subito in me l'idea di fare delle canzoni piuttosto che cantare. E allora frequentavo un locale che era il Quo Vadis, sulla via Appia Antica, dove era frequentato da Modugno, da Polito, da Migliacci, eccetera. Migliacci, che sentì un nastrino mio, mi disse: guarda Nico, perché non vai all'RCA, che c'è Enzo Micocci che cerca sempre delle cose nuove, mi sembrano delle cose carine, vacci. Io andai da Micocci, feci alcuni provini, contemporaneamente stavo facendo legge all'università, avevo preso legge perché c'era l'obbligo di frequenza al Cinecittà, quindi non potevo fare medicina, insomma, e quindi lasciai da parte questa mia aspirazione. Andai da Micocci, che sentì queste mie canzoncine, gli piacquero e facemmo dei provini in una sala come questa, pianoforte, basso e batteria. Io le ho cantate. Lui a un certo punto, dopo 10 giorni, mi chiamò e mi disse: guarda, vai alla Titano, sulla piazza Zama, c'era uno stabilimento musicale cinematografico, perché stanno cercando una voce per cantare una canzone. Io andai
e trovai lì che faceva il provino Little Tony. Little Tony allora era già Little Tony, quindi io me ne stavo proprio per andare, perché mi metto a concorrere con un cantante famoso, non esiste. Me ne stavo per andare, ma la solita persona che si mette sempre in mezzo nel fato, vero, nel caso, mi dice: ma perché vai via? Io non lo conoscevo neanche, ma vai, provaci, no, vedi, non si sa mai. E infatti io andai lì e cantai You Are My Destiny, una canzone di Polanca, perché Cristaldi, che stava finendo in quel momento il film, che era Il padrone sono me, i Delfini, era i Delfini, e gli mancava una canzone, l'aveva chiesta all'RCA perché voleva mettere un pezzo di Polanca, la richiesta era di 6 milioni e Cristaldi diceva: io ho finito il film in questo momento, 6 milioni non ci sono proprio, li ho spesi tutti, quindi cerchiamo un altro sistema. Fusco, che era il musicista del film, fece un pezzo sulla vena, con gli accordi più o meno, insomma, con l'assonanza di un pezzo di Polanca. Noi facemmo il provino, sia io che Little Tony, e dopo 3 giorni andammo al Cinefonico di Cinecittà, uno studio di Cinecittà dove si registravano le colonne sonore, e lì trovai Luis Bagalov e Request, con un'orchestra di una trentina di persone, coro di Franco Potenza, e stavano facendo la base di questo pezzo che aveva fatto Fusco, che era Water Sky. Allora lo cantò prima, sulla base lo cantò prima Little Tony, lo cantò così a modo suo e se ne andò. Poi lo cantò anche Fusco, il figlio di Fusco, che era Chico Fusco, lo cantò anche lui e se ne andò. Io lo cantai dicendo: l'hanno cantato Little Tony, Chico Fusco, che è il figlio del musicista del film, figurati, io che la canto a fare. Però andai dal regista e dissi: adesso io gliela canto, se poi non va bene me lo dica, perché la faccio altrimenti. Io andai lì, la base era sulla voce di Little Tony, quindi era piuttosto alta. Io mi adattai con una strizza così, perché c'era una paura tremenda improvvisamente a cantare una canzone. C'era Pino Cassia, che era il paroliere, che aveva fatto il testo in inglese, vicino, che mi suggeriva la pronuncia in inglese. Io cantai Water Sky, poi andai dentro e dissi che il fonico, che era allora Mastroianni, non c'entra niente con l'attore, era il fonico dell'RCA, mi fece così col dito, io l'ho preso per quello che le faremo sapere, io me ne andai. Dunque c'era mio padre che dalle 9 di sera era nel corridoio della Cinefonica, e questo io ho registrato alle 5 di mattina questo pezzo, e lui è stato la bellezza di 6, 7, 8 ore lì ad aspettare che io facessi questa cosa. Andai a casa, altri 3-4 giorni mi chiamano la segretaria di Micocci e mi dice: guardi che hanno scelto il suo pezzo per il film. Io dico: oh, che meno male. Io poi non sapevo neanche cosa voleva dire esattamente, perché l'ha scelto il regista. Dico: vabbè. Io andai all'Adriano dopo qualche giorno, perché proiettavano il film I Delfini, mi nascosi dietro una tenda dell'Adriano, tanto non mi conosceva nessuno, però ero talmente... e sentii per la prima volta una cosa allo stomaco terribile, perché uscirono Thomas Millian e Claudia Cardinale dalla sala a ballo, si sedettero su un divano che c'era lì da parte, e la mia voce venne fuori, mentre quelle altre musiche nella sala erano sottofondi di ballo, diciamo, la mia lì scoppiò fuori a pieno volume, la mia voce. Io quando sentii questa cosa, per 3 minuti, loro due che amoreggiavano su questo divano e questa mia voce piena, io ho una sensazione che non ho mai più provato, neanche cantando davanti a 1.000, 2.000, 3.000 persone, mai. Andai a casa con questo magone dicendo: guarda nel film, mamma andatelo a vedere, perché... Altra settimana mi chiama Micocci, rivado all'RCA, incontro nel corridoio Migliacci, che mi dice: Nico, ammazza, che succede? Vai, senti un po'. Vado da Micocci, dice: guarda, bisogna registrare immediatamente l'altra facciata, perché dei negozi continuano a chiedere questo disco di questo cantante che non si sa chi è, questo Nico Fidenco, perché non si conosce. Allora andammo subito in sala sulla base originale in inglese, infatti in quella italiana c'è il coro che fa Water Sky, Water Sky. Io feci Su nel cielo, sempre testo di Cassia, che lo tradusse in italiano. Lo cantai, uscì il disco, la RCA non faceva a tempo, le presse che aveva a Via Tiburtina non facevano a tempo a stampare il disco e le copertine che per la richiesta. Noi vendemmo in 2 mesi 450.000 copie. Sì.
non si sapeva, dunque era stato premiato in quei giorni alla RCA Henry Belafonte con Banana Boat con 380.000 copie, e io l'avevo superato. Infatti nella sala dove eravamo seduti per la prima sera, era seduto vicino a me, io mi vergognavo pure, perché, e noi insomma vendevo 450.000 dischi. Ebbi la fortuna di aver cantato all'RCA con una società seria, alla quale mi fece subito un contratto con la mia percentuale sul disco. Devo dire la mia fortuna, perché molti cantanti anche a Milano, e uno di questi me lo raccontò un giorno Tony Dallara, che pagavano il turno, cioè un cantante cantava una canzone in un film, una canzone qualunque, gli pagavano il turno di 50.000 lire, adesso non mi ricordo neanche quale fosse, e addio, finita la cosa, poi si vendeva il disco e lui se lo sentiva nei jukebox mangiandosi. Invece a me mi hanno pagato dal primo disco la mia percentuale, io aprì un conto in banca, che era la prima volta che lo facevo, quando arrivava la prima royalty, e niente, questo fu il mio inizio, frequentando la RCA. Poi dirò altre cose di altre mie canzoni. Successe che io frequentavo De Melis, che era quello che si occupava delle colonne sonore dei film, siccome eravamo diventati amici, lui mi disse: guarda che è venuto l'altro giorno qui un produttore, che c'è un film western che vogliono fare, non c'hai un tema? Te dico: ma guarda, un tema non ce l'ho, però quando serve? Dice: ma guarda, la settimana prossima viene, adesso mi do da fare. Andai a casa, quindi fu del tutto casuale. Se io quel giorno andavo al bar invece che andare lì, questo non sarebbe successo, insomma. Andai a casa e feci 2 o 3 temi, e li registrai sul solito registratore geloso piccolino che c'era allora, e lo portai lì da De Melis, il quale lo fece sentire a Grimaldi, che era il regista del film. A Grimaldi piacque, quindi mi dice: guarda Nico, la fai tu la colonna sonora, la vuoi fare? Dico: sì, adesso mi devo servire di un arrangiatore, perché ho alcune deficienze dal punto di vista musicale, per cui ho bisogno di aiuto, insomma. E allora era il mio pianista per le serate, Willy Brezza, che so che era anche preparato, lui si era preparato proprio all'Accademia, era un musicista. Allora lavorammo insieme, gli dissi il tema, gli suggerì come farlo, c'era la parte fischiata che me la fischiai addirittura io, poi mi venne in mente di mettere sui titoli di testa un pezzo parlato con Glauco Onorato, che lo ammiravo molto per questa bella voce che lui aveva, e praticamente feci la musica del film. Il film ebbe un discreto successo, il disco andò benissimo, anche quello lo vendemmo molto bene, adesso non mi ricordo neanche il numero delle copie, e questo fu il mio inizio della mia carriera di musicista da film. Anche questo casuale, perché se io quel giorno da De Melis, invece che andare da lui, andavo al bar a prendere un caffè, lui magari entrava un altro, il discorso andava su un altro, e io addio musiche per film. Poi questa naturalmente fu l'inizio di altre cose, perché sia che War the Sky, che era una canzone da un film, e sia questa, ebbi contatti con dei produttori, dei press manager che facevano le promozioni dei film, eccetera, e ebbi modo di essere come cantante il cantante di Il mondo di Susie Wong, di Moon River, appunto, dove poi che conobbi Henry Mancini in America e in Italia, di Moon River, L'uomo che non sapeva amare di Bernstein, insomma altri film che io frequentai come cantante, perché e questo fu il motivo, la causa fu il War the Sky del film, perché sentirono questa mia voce sconosciuta del tutto. All'ombra di una col fu questo primo film dove io esordii come musicista. Fortunato, perché il disco andò molto bene, il film anche, quindi fu un ottimo inizio. Maestro, si ricorda dell'altro film che fece nel 64 di Piero Regnoli, Appuntamento a Dallas, che filmò a 4 mani con Nino Tassone? Dunque, durante queste varie avventure, perché nella nostra carriera ne sono capitate di tutti i colori, che se io stessi qui a raccontarle, voglio dire, faremmo, non so, tipo 6-7 ore, ecco, non basterebbero. Risultò che a un certo punto mi chiamarono, perché ebbi modo di conoscere Piero Regnoli, che l'avevo conosciuto per vie traverse, eccetera, così. Stavano iniziando di fare un film, e lui mi consultò intanto per la musica, poi se volevo fare anche una parte. E allora io mi prestai, dico: beh, perché no, facciamola. La facevo sia io che la mia fidanzata, che allora eravamo ancora fidanzati con mia moglie Anna Maria Surdo, c'era Luisa Rivelli, la musica la facemmo io e Nino Tassone,
col quale avevo fatto al suo tempo Se mi perderai, un altro pezzo mio che avevo fatto in quel periodo, e gli arrangiamenti li faceva Roby Poitevin, un francese che aveva un musicista terribile, che è uno che aveva l'orecchio assoluto, perché se uno faceva così su un pezzo di carta lui diceva che nota era e addirittura se era un quarto di tono sopra o sotto. Terribile, suonava sassofono, chitarra, pianoforte, cantava, quindi mi ha fatto la seconda voce su Se mi perderai, è un cantagiro che lui cantava da sotto il palcoscenico, e io facevo una voce e lui faceva la terza sopra o sotto, non mi ricordo. Poi con lui facevamo anche, siccome era un ottimo direttore d'orchestra, facevamo anche delle tournée all'estero, in Brasile specialmente, insomma. Allora, Appuntamento a Dallas è una cosa che ancora oggi, io dopo tanti anni, sto cercando di avere questo film e non ci sono riuscito. Ho recitato in questo film con mia moglie, ho fatto le musiche ce l'ho perché ho l'LP a casa che ho fatto con Nino Tassone, che era un mio amico, autore anche lui. Però non sono mai riuscito ad avere questo film, nonostante abbia pregato tutti coloro che si occupano di questo lavoro che avrei dato chissà che cosa per vederlo, perché non so che cosa ho fatto, che cosa è successo. Negli anni 60 e 70 ha musicato tantissimi western, con uno stile molto vicino a quello di Dimitri Tiomkin per i film di John Ford. Cosa si ricorda di Ringo il Texano del 66 di Leslie Selander? No, diciamo che normalmente io ho avuto sempre la fortuna di avere dei registi che non mi hanno mai imposto che cosa fare, sono sempre stati recettivi, cioè io facevo delle cose e gliene presentavo 2, 3, 4 tipi di cose e loro poi ne sceglievano quella che gli era più gradita e io lavoravo su quella. Diciamo che Tiomkin è stato un ispiratore enorme, perché vedendo i film americani ho assorbito quella musica anche non volendo, insomma, quindi il momento che mi è capitato di fare delle cose ho ricordato quello e l'ho ributtato fuori, insomma, quindi è una fonte di ispirazione, ecco, la musica americana mescolata un po' a quella italiana, della chitarra bassa, della tromba, di queste cose inventate un po' qui in Italia. Lei ha avuto molte volte a disposizione una grande orchestra, ma anche piccole ensemble. Nella mia carriera è capitato di dover fare dei commenti sonori senza limiti, diciamo. Il produttore chiedeva delle cose, l'editore, che è quello che pagava il turno dei musicisti eccetera, non opponeva resistenza, perché il film si pensava che avesse successo, quindi l'introito editoriale era abbastanza garantito, e altri film che invece nei quali veniva. Allora, la prima volta che mi successe fu con La ragazzina di Gloria Guida. Allora io ebbi modo, siccome conoscevo Mario Imperoli, lui mi disse: Nico, mi piacerebbe fare la musica, dico io facciamo. Allora andai dall'editore che allora era la CAM, e precisamente con Giacchi che però lui agiva anche sull'interesse del proprietario, insomma, no? E allora mi disse: guarda Nico, sì, facciamo sto film, però guarda, non devi spendere niente. Allora dico: per non spendere niente non faccio la musica, così non spendo una lira. Dice: no, ma cerca di fare, vedi, insomma io lì quello fu un film nel quale non spesi. Allora, lei, c'è una scena nella quale si spoglia in bagno e l'ho fischiata io, quindi non ho chiamato manco uno che la fischiasse, quindi spesa zero, ho fatto il commento sonoro fischiando, sottolineando le sue azioni eccetera. E poi feci delle musiche col piccolo complesso senza mai usare la grande orchestra, e il commento poi tutto sommato fu giusto, ecco, perché il film era piccolo, non era un film grosso come impegno di produzione, quindi questo limite che mi venne imposto tutto sommato fu producente, insomma, perché mi sforzai a fare delle cose, feci un paio di temi del cose da ballo, eccetera. E quello fu il primo film che fece Gloria Guida, La ragazzina, e io fui il primo a fare il commento, e gliel'ho ricordato tempo fa, ci siamo incontrati al Sistina.